Allora, andiamo nel vicino Veneto, c'è Silvano Bergamo, candidato a sindaco di Portogruaro. Voi sapete che il martedì siamo collegati con il Veneto, quindi abbiamo questo audio e video in diretta. 2 minuti da questo momento, grazie Rosario Padovano. Silvano Bergamo, candidato dell'UDC, un candidato a sorpresa. Sì, in effetti non avevo alcuna intenzione di presentarmi come candidato in queste elezioni amministrative, ma le circostanze mi hanno praticamente... L'hanno portata a candidarsi? Sì, ho ritenuto di dare una risposta positiva agli amici del mandamento, agli amici dirigenti a livello provinciale e regionale che hanno chiesto la collaborazione e la mia disponibilità per contribuire a portare avanti la linea dell'Unione di Centro che credo con grande impegno e con grande coerenza il nostro leader nazionale Pier Ferdinando Casini sta perseguendo da qualche tempo e che credo abbia delle ottime possibilità di trovare consenso nella popolazione perché rappresenta e interpreta i bisogni della gente, da quello della difesa della persona umana, dal concepimento fino all'estremo della vita, alla difesa della famiglia, la difesa del lavoro, anzi la ricerca di ulteriore sviluppo di fonti di sviluppo economico per la nostra gente e la difesa del territorio. Questi sono gli elementi principali. Lei sa benissimo, candidato Bergamo, che parte di persone che a livello nazionale possono appoggiare l'UDC, per Portogruaro hanno scelto qualcos'altro. Beh, personalmente ho fatto la scelta di contribuire a far crescere la scelta del partito a tutti i livelli, a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. Qualcuno di Portogruaro ha ritenuto... Pace, bene, discende dal cielo. Sono finiti adesso i 2 minuti? Sì, difatti. Sì. Sì. Sono finiti. La linea alla redazione centrale, giustamente. Sono finiti, Bergamo. Vabbè, farmi finire la frase adesso. Vabbè, la prossima. Grazie.